Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Diversi gli argomenti di oggi, ma come sempre la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, a dimostrazione che le messe in scena non sono solo italiche. Juncker, il presidente della Commissione europea, che prende per mano il premier greco Alexis Tsipras, e la foto apre la prima pagina dell'agenzia ANSA, un'accoglienza calorosa per Alexis Tsipras a Bruxelles. Il neo premier greco è arrivato nella sede della Commissione dell'Unione Europea, dove lo attendeva il presidente Jean-Claude Juncker, che a favore di telecamere, è bello rubizzo in volto, è nota la passione di Juncker per gli alcolici, lo ha prima abbracciato e poi baciato, e poi l'ha preso per mano, sorridendo con un gesto plateale e accompagnandolo verso i piani superiori. Dopo Juncker, il premier greco Tsipras vedrà anche il presidente del Consiglio dell'Unione Europea, il polacco Donald Tusk. La Troika si sta intanto sfaldando con la Banca Centrale Europea che studia l'uscita, e la Grecia, tornata epicentro della crisi europea, scrive ancora l'agenzia ANSA, lancia un'offensiva diplomatica con uno swap, uno scambio sul suo debito che potrebbe salvare la faccia, perché non si tratta tanto di fare chissà cosa, ma salvare la faccia, scrive l'ANSA, sia a Syriza, il partito vincitore delle elezioni, sia ai paesi europei divenuti i principali creditori della Grecia. Il quadro che emerge dal tour europeo del neo premier Tsipras e del suo ministro delle finanze Varoufakis infiamma le borse, aggiunge l'agenzia ANSA. Atene strappa con un violento rialzo dell'11%, un boom a due cifre delle sue banche, Milano più 2,57% e via dicendo. Lo spread affonda a 891. Lo swap sarebbe un concambio con nuove obbligazioni, con pagamenti indicizzati alla crescita greca. Questo concambio apparentemente verrebbe incontro alle richieste europee, non tagliando il capitale di 315 miliardi di debito che la Grecia deve ai creditori, anche se in molti avvertono che vi sarebbe un taglio nascosto del debito, e lo stesso ministro delle finanze greco Varoufakis twitta nessun dietrofront. Syriza, insistendo con l'elemento chiave della sua campagna elettorale, chiede il tramonto della Troika, il team di ispettori dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario che monitorano i paesi beneficiari dei salvataggi. I governi europei ne stanno parlando, il Fondo Monetario ci ragiona e la Banca Centrale Europea starebbe pensando a un ritiro dalla Troika. Comunque la foto di Juncker che prende per mano, abbraccia e bacia il premier greco la dice abbastanza lunga. Il premier italiano invece dice agli italiani: portiamo a casa le riforme e poi spetterà agli italiani l'ultima parola. Porteremo a casa le riforme, gli italiani col referendum avranno l'ultima parola, vedremo se sceglieranno noi o chi non vuole cambiare mai, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi con riferimento alla riforma costituzionale del titolo quinto. E sempre in tema di riforme, Berlusconi dice: ora voto soltanto ciò che convince, noi siamo sempre gli stessi, finora abbiamo votato sì per amore di riforme, da oggi voteremo sì soltanto a ciò che ci convince. Siamo sempre gli stessi, ha detto Berlusconi ieri al Quirinale parlando del futuro delle riforme. Come sta il patto del Nazareno? Francamente non lo so. Abbiamo sempre avuto uno spirito di Stato e siamo convinti che ci vogliano riforme per il Paese. Se una proposta arriva dalla sinistra la giudichiamo e decidiamo, ha detto Berlusconi. Stretta di mano, veloce saluto tra Renzi e Berlusconi a margine della cerimonia di insediamento del nuovo Presidente della Repubblica. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, i jihadisti, i guerriglieri coranici di Ansar al-Sharia, formazione alleata dell'ISIS, hanno attaccato un giacimento petrolifero gestito dal gruppo francese Total nella regione di Al-Jafra, a sud-est della città di Sirte, in Libia. Hanno ucciso diversi operai e rapito un dipendente francese. Lo riferiscono fonti militari e di sicurezza senza poter precisare il numero o la nazionalità delle vittime, né quando sia stato compiuto l'assalto. Anche il rapito francese viene qualificato semplicemente come operaio. E intanto è stata giustiziata all'alba ad Amman, in Giordania,
Zaida al-Rishawi, la donna irachena condannata per gli attentati del 2005 nella capitale giordana. Lo ha detto un portavoce del governo che aveva tentato di trattare il suo rilascio in cambio della liberazione del pilota barbaramente ucciso, arso vivo, dallo Stato islamico. Giustiziato anche un altro prigioniero, Ziad al-Karbuli. Il portavoce del governo giordano, Mohamed al-Momani, ha confermato che i due prigionieri giustiziati sono appunto Zaida al-Rishawi e Ziad al-Karbuli. La donna, condannata a morte per il suo ruolo negli attentati del 2005 ad Amman, in Giordania, in cui morirono 60 persone, era stata oggetto di una trattativa tra il governo giordano e i miliziani dello Stato islamico per la liberazione del pilota Muath al-Kazesbeh, che è stato arso vivo dai componenti dello Stato islamico. I negoziati si erano poi interrotti in mancanza di prove che il pilota fosse vivo. Ieri, appunto, la diffusione del drammatico video della sua uccisione è avvenuta a quanto pare il 3 gennaio scorso. Quanto all'altra persona giustiziata in Giordania, al-Karbuli, anche lui combattente di Al-Qaeda, era nel braccio della morte dal 2008 per aver pianificato attacchi terroristici contro cittadini giordani in Iraq. L'uccisione del pilota, arso vivo appunto, ha suscitato forte sdegno in Giordania e l'unanime condanna da parte della comunità internazionale, inclusi le Nazioni Unite e il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il pilota giordano era caduto nelle mani dei militanti dello Stato islamico nel dicembre scorso, quando il suo F-16 cadde vicino a Raqqa, in Siria, capitale di fatto del califfato. Fino ad oggi è l'unico pilota della coalizione a essere stato catturato dall'ISIS. E in tema di questione islamica e Islam in Europa, 4 minuti sono già girati anche su internet, su Facebook, tratti dalla trasmissione Piazza Pulita. Li mandiamo in onda adesso con la collaborazione della regia. L'imam di Londra che dice: non stupitevi se anche in Italia ci saranno attentati, un giorno Roma sarà nostra. Questo è estratto dalla trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli. L'imam Ciudari è un imam londinese, cittadino inglese, che vive a Londra e che dice delle cose terribili, ma ascoltate, perché delle cose che dice ad Alessandra Buccini c'è qualcosa che ha già anticipato prima Carlo Freccero, c'è una critica radicale al sistema, diciamo, dei valori occidentali. E ascoltate, perché voglio poi un vostro commento su questo. Alessandra Buccini. Io non credo nella libertà d'espressione. È Allah che ci indica cosa possiamo dire e non dire. Cosa ne pensa dell'attentato alla redazione di Charlie Hebdo? Sono anni che la vostra gente insulta l'Islam. Quello che è successo ce lo aspettavamo da tempo. Cioè lei si aspettava questo attacco terroristico? Io dico che il governo francese provoca i musulmani da tempo ormai. Ha bandito il burqa, hanno complottato contro i musulmani in Iraq e Siria, hanno occupato le nostre terre, hanno sfruttato i musulmani in Africa e adesso hanno permesso alle persone di insultare il messaggio del Mohammed. Quindi certo che mi aspettavo che ci sarebbero state ripercussioni. C'è una lunga lista di persone che hanno insultato il profeta e molte di queste sono già state uccise. Che vi aspettavate? Mi sta dicendo che la strage nella redazione di Charlie Hebdo sia giusta? I droni americani ci bombardano durante i matrimoni, i funerali. Molte persone sono state torturate, persone innocenti. E beh, quello che è successo a Parigi, il Corano è molto chiaro su questo. Chiunque insulti il profeta deve morire. Io personalmente credo che andrebbe processato da una corte della Sharia e, se colpevole, giustiziato. Perché non imparate la lezione e basta? Questo è quello che dice l'Islam. Perché hanno continuato a fare una cosa del genere? Perché noi crediamo nella libertà di espressione e di pensiero. Gliel'ho già detto, io non ci credo. Ma lei in questo momento in realtà mi sta parlando, dicendo cose inaccettabili da sentire dopo quello che è successo a Parigi. Eppure sta parlando, non è questa la libertà di espressione? Io sto parlando perché Allah mi ha creato e mi ha dato il permesso di dare il punto di vista islamico al mondo. E voi non potete usare eufemismi come libertà di espressione e di parola per coprire azioni di provocazione come quelle che stava facendo quel giornale da anni. Quindi lei si rifiuta di condannare l'attacco? Fino a che voi non aprirete gli occhi e vi renderete conto delle vostre azioni, la situazione non cambierà. Se altri insulteranno il profeta, le ripercussioni saranno le stesse e ci saranno altri attacchi.
I musulmani non sono come i cristiani che dicono di porgere l'altra guancia. I musulmani si difendono. Si difendono da cosa? Dai disegni? Per voi sono solo disegni, ma quei disegni erano inaccettabili. E non vi sorprendete se i giornalisti vengono presi di mira. Sono considerati quelli che fanno propaganda per i regimi che stanno mandando i loro uomini a uccidere musulmani. Quindi lei pensa che uccidere giornalisti sia giusto? Io dico che siamo nel mezzo di una guerra. I giornalisti, ma anche i civili occidentali, non sono al sicuro. Sono visti come parte del nemico. Ritirate le vostre truppe dai nostri territori. Noi ci stiamo ribellando contro i nostri regimi. Quando li avremo rimossi, daremo attuazione alla Sharia e arriveremo noi da voi, in Italia. Ci troverete là, a Roma e nelle altre città. Non mandate la vostra gente nelle nostre terre. Ci pensiamo noi a venire da voi. È una minaccia? Quello che sappiamo dalle profezie del Messaggero è che il giudizio non arriverà finché un gruppo della nostra comunità non conquisterà Roma. Quindi, un giorno, statene certi, Roma sarà sotto la Sharia. Ma guardate che è una cosa bella, non dovete avere paura. La democrazia ha fallito, così come il capitalismo. Le persone non credono più che la democrazia liberale abbia le soluzioni per problemi come la povertà, l'immigrazione, la mancanza di prospettive per i giovani. Avete fallito, è l'Islam il futuro dell'umanità. Pensa che anche in Italia ci sia il rischio di attentati? Per quanto ne so, l'Italia sta aiutando gli americani nella coalizione contro lo Stato islamico e i musulmani. Quindi non vi sorprendete se anche da voi ci saranno ripercussioni serie per quello che state facendo. Da Piazza Pulita del 12 gennaio scorso, l'imam in questione, l'imam Ciudari di Londra, che non ha parlato in maniera criptica, non ha parlato per enigmi, diciamo così. A proposito di visioni del mondo, il quotidiano Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, continua a pubblicare lettere su quanto accaduto a Parigi, la strage alla redazione di Charlie Hebdo, l'uccisione della poliziotta per strada e poi di ebrei al supermercato kosher. Bene, le stragi di Parigi vengono ancora commentate oggi sul quotidiano cattolico Avvenire. Le lettere sono praticamente tutte di questo tenore. Abbiamo detto che andrebbe fatta, e la faremo, una trasmissione su come è stata presa questa questione dai cattolici in Italia e non solo, perché si pone oggettivamente una questione, a mio parere. E anche oggi compare una lettera di questo tipo firmata da un prete di Alessandria, Don Patrizio Dander, si firma così, il sacerdote di Alessandrino nel senso di Alessandria, presumo non d'Egitto, ma Alessandria in Piemonte, presumo però, perché visto ciò che scrive non è certo, secondo me, se sia Alessandria d'Egitto o Alessandria in Piemonte. La libertà di satira non può valere uno scontro di civiltà, scrive Don Patrizio. Esiste dunque un limite alla libertà di satira? I giornalisti di Charlie Hebdo hanno sempre detto di no, ma è un fatto che su Charlie Hebdo, anarchico e libertario, non siano mai state pubblicate vignette satiriche sulla religione civile francese, cioè sulla laïcité de l'État, la laicità di Stato. Lo Stato francese, scrive questo Don Patrizio, oggi su Avvenire, lo Stato francese e il suo capo hanno voluto dare una dimostrazione di unità e giustizia tempestiva di fronte alla crudeltà terroristica, ma io mi chiedo perché 90.000 agenti contro 3 terroristi non hanno portato alla loro cattura per sottoporli a un giusto processo. Perché alla cruda violenza hanno risposto con una dimostrazione di forza e di debolezza? Così scrive Don Patrizio ancora oggi su Avvenire, ma ne sono state pubblicate tantissime di queste lettere.
numero 2 in La maggiore, Arthur Rubinstein al pianoforte. Ma adesso io vorrei aprire una parentesi, l'abbiamo citato più volte in questi 2 giorni, vorrei leggervi l'articolo pubblicato nella sezione blog del Fatto Quotidiano dall'avvocato e docente di diritto Luca Dauria sulla questione dell'omicidio di Yara Gambirasio e della carcerazione di Massimo Giuseppe Bossetti in relazione alle ultime vicende relative al DNA. Questione oggi affrontata anche da Gian Gavino Sulas, inviato del settimanale Oggi, nel numero stamani in edicola. Allora, in questi giorni, scrive l'avvocato Dauria, fa enorme scalpore, per la verità non fa enorme scalpore perché la notizia è stata subito cancellata, a dire il vero, comunque la notizia del possibile crollo della prova regina contro Massimo Giuseppe Bossetti nella vicenda di Yara Gambirasio, la tredicenne uccisa in provincia di Bergamo il 26 novembre del 2010. Per l'ennesima volta la stampa discute del valore della prova del DNA, come se questa prova, a differenza di altri strumenti di prova, debba rappresentare un elemento certo a prescindere da tutto. Con questa illusione, scrive Dauria, tante indagini tradizionali vengono tralasciate col rischio che se qualcosa va storto tutto crolli. Un gravissimo errore, perché la prova del DNA, così come la testimonianza, può essere un elemento decisivo, ma tutti conoscono il rischio delle false impressioni e degli errori di riconoscimento. Per il DNA è lo stesso. Si tratta di un materiale biologico che può essere trovato sulla scena del crimine nelle condizioni più varie e a seconda di queste può offrire risultati probatori assai differenti fra loro. E ancora, così come la testimonianza può subire distorsioni nella fase del recupero delle immagini, allo stesso modo le operazioni di laboratorio per l'analisi di una eventuale traccia possono portare a un prodotto non completamente affidabile. Detto questo, in linea generale, nel caso specifico Bossetti-Yara c'è qualcosa che appare realmente incomprensibile dal punto di vista scientifico. Un esempio può far comprendere molto meglio di qualsiasi altra considerazione. Si immagini di trovare sul luogo del delitto la carta di identità intestata a un certo signore e poi, aprendo il documento, si scopre che la foto e i dati non appartengono a costui, ma a un terzo e che di questo terzo non ci sono altri elementi sulla scena del delitto. Per andare oltre la metafora, il DNA nucleare di Bossetti contiene un DNA mitocondriale di un'altra persona e non esiste sulla scena del crimine traccia di DNA di questo nuovo ignoto né DNA mitocondriale di Bossetti. Non esiste traccia di DNA nucleare. Il DNA vive assieme a quello mitocondriale, cioè non si possono separare, salvo separarli con un'operazione non possibile per l'uomo comune, cioè fatta esclusivamente in laboratorio. Ma c'è di più. Il DNA nucleare di Bossetti è stato ritenuto fresco. Come è possibile che unitamente a un DNA fresco non ci sia anche la parte mitocondriale, che sta insieme per forza, deve stare insieme, che oltretutto ha una resistenza maggiore alla degradazione ambientale, perché il DNA mitocondriale è utilizzato per identificare i resti umani dell'antichità. E non è finita. Com'è possibile che dopo tanti mesi dall'omicidio il DNA nucleare sia così ben conservato se gli agenti atmosferici hanno distrutto quello mitocondriale che invece dovrebbe degradarsi molto meno velocemente? Ciliegina finale, scrive l'avvocato Dauria, nessuno potrà più ripetere gli esami perché il materiale è stato utilizzato tutto dalla procura. Certamente questa vicenda potrebbe scatenare l'interesse del maggior organo di vigilanza al mondo sull'utilizzo della prova del DNA, cioè l'Innocence Project statunitense, che è stato già interessato alla questione, peraltro. Nel caso di specie non è in questione, come si dice genericamente, la prova del DNA, ma l'attenzione che si vorrà mettere su avvenimenti tanto stupefacenti. Il giudice sarà chiamato a decidere sulla colpevolezza dell'imputato e dovrà tener conto di questo punto. È necessario dunque l'apporto decisivo della famiglia del detenuto Bossetti per il tramite di esperti in scienze forensi, genetisti e criminologi, perché quanto è emerso apre scenari assai contorti. E poi ne torneremo a parlare di questa questione da un punto di vista strettamente scientifico. La cosa è clamorosa e la sottolinea anche Gian Gavino Sulas
Sul settimanale Oggi, dalla traccia di sangue, scrive il cronista giudiziario del settimanale stamani in edicola, dalla traccia di sangue scoperta sugli slip di Iara è emerso il suo di Iara DNA nucleare e quello di Bossetti, ma è sparito quello mitocondriale di Bossetti e al suo posto è comparso quello di un altro individuo, del quale però non c'è traccia del DNA nucleare. È un mistero vero e proprio, scrive Sulas, perché i due DNA vivono nella stessa cellula come in un uovo convivono tuorlo e albume. Per separarli, dicono i genetisti, occorre un'operazione impossibile per un uomo comune. Dunque potrebbe esserci stato un errore in laboratorio, anche perché il DNA nucleare di Bossetti è stato ritenuto in ottimo stato ed è improbabile che sia sparito quello mitocondriale, che ha una resistenza maggiore al degrado, tanto che viene utilizzato per identificare i resti umani dell'antichità. Per capire cos'è successo non rimane che percorrere a ritroso, scrive Gian Gavino Sulas sul settimanale Oggi, il percorso delle analisi, perché della traccia biologica scoperta sugli slip di Iara non è rimasto più nulla. Bisognerà chiarire il mistero delle proporzioni del materiale biologico analizzato. 4 quinti provengono da Bossetti, 1 quinto da Iara, ha detto il RIS di Parma. No, è l'esatto contrario, ha stabilito Carlo Previdere, genetista forense dell'Università di Pavia e perito della stessa procura, che ha evidenziato questo errore in una relazione di 113 pagine. L'ha scoperto analizzando 150 peli umani trovati sul corpo di Iara, 94 dei quali sono della ragazza, altri disconosciuti, alcuni dei quali oltretutto identificabili perché già soggetti in precedenza ai test del DNA, quindi hanno nome e cognome, e lì c'è il DNA completo, non solo una parte come nel caso di Bossetti, e l'identificazione è sicura, con la presenza totale del DNA, normale diciamo del DNA. Normale in che senso? Vediamo di fare un po' il punto e poi però, ripeto, ne riparleremo. Cos'è il DNA nucleare? Cos'è quello mitocondriale? Sono DNA presenti all'interno di ogni cellula. Il paragone che fa Gian Gavino Sulas è esemplificativo, è molto utile per capire. Nella stessa cellula i due DNA devono convivere come il tuorlo e l'albume dentro un uovo, questo è il concetto. All'interno della cellula, nel nucleo, si trova il DNA nucleare, che è ereditato per il 50% dal padre e per il 50% dalla madre. Sempre all'interno della cellula è presente un altro DNA di provenienza esclusivamente materna, che è diverso da quello nucleare e che è detto mitocondriale, in quanto contenuto nei cosiddetti mitocondri. I mitocondri danno l'energia al processo metabolico delle cellule, sono fondamentali perché senza i mitocondri non batte il cuore, non corre il sangue, sono fondamentalissimi per vivere. Ebbene, il DNA nucleare, preso nella sua interezza, offre una specie di carta di identità certa del soggetto. Nessuno ha un corredo genetico uguale ad un'altra persona, ad eccezione del gemello omozigote. Detto per inciso, la gemella del detenuto Bossetti, gemella quindi con lo stesso corredo genetico, è stata 3 volte aggredita, la 4ª volta minacciata di morte. Strano anche questo fatto. Chiusa la parentesi, tornando al DNA nucleare, dunque, diciamo la carta di identità di un soggetto è il DNA nucleare. Nessuno può avere un corredo genetico uguale a un'altra persona, a eccezione di un gemello omozigote, come la sorella percossa e minacciata di morte. Il DNA mitocondriale, invece, ha un valore identificativo meno esclusivo. Può essere riscontrato anche in più soggetti non parenti tra loro, nel caso in cui ci sia una linea genealogica materna in comune. È possibile, questa è la domanda, separare o trovare separati i due DNA, nucleare e mitocondriale? La cellula, come sappiamo, è indivisibile, è l'esempio di Sulas, l'uovo. Dentro l'uovo ci devono convivere per forza, se trovi un uovo, albume e tuorlo. La cellula è indivisibile ed è paragonabile appunto a una carta di identità. Su un lato è indicato il soggetto a cui appartiene, nome e cognome, sulla facciata dopo, sull'altro lato, ci sono dati diversi come la fotografia o la residenza e non è possibile, se non in laboratorio, separare i due DNA. Cioè, per separare il tuorlo dall'albume devo spaccare l'uovo, devo intervenire meccanicamente. Non è possibile trovare un uovo completo, mettiamola così, senza dentro il tuorlo e l'albume insieme.
Certamente possono degradarsi autonomamente i due DNA, ma quello nucleare si degrada più facilmente di quello mitocondriale. Invece in questo caso Bossetti, il DNA nucleare è quello trovato, il mitocondriale che dura di più e che viene usato per datare addirittura le mummie egizie, non si trova, non c'è, anzi non solo non c'è, ma c'è quello di un'altra persona terza ignota. Questo sì, ignoto. E quindi il DNA mitocondriale è quello che si mantiene di più. E sono due diversi processi di degradazione. Se per caso doveva scomparire qualcosa, detto in sintesi, in quella traccia che ha portato in carcere Bossetti doveva scomparire il DNA nucleare, non quello mitocondriale, che invece non c'è. Al contrario, quell'altro è fresco, è stato detto, fresco, abbondante, chissà com'è. È un mistero anche per gli scienziati dare una ragione, una spiegazione, che è il loro mestiere, a questa questione qua. Cosa è accaduto nella vicenda dunque di Chiara Gambirasio? L'accusa ha fondato fino ad oggi la propria presunzione di colpevolezza, diciamo così, o comunque l'accusa nei confronti di Bossetti si è fondata sulla questione del ritrovamento di un campione in cui il DNA nucleare è altamente compatibile, con ragionevole certezza, anzi appartiene a quello dell'accusato. All'interno della traccia però sono stati rinvenuti altri due profili genetici di tipo mitocondriale, uno certamente appartenente a Chiara, la vittima, e un altro a una persona ignota, non a Bossetti. Il discorso dell'uovo. Se c'era la traccia di Bossetti, l'uovo Bossetti doveva contenere entrambi i DNA. Come è possibile? Intanto abbiamo una prima anomalia, che sta nel fatto che nella traccia repertata non c'è il DNA mitocondriale, l'albume, diciamo così, dell'indagato, a fronte di una traccia invece definita fresca, il tuorlo, di DNA nucleare. Seconda anomalia, il DNA mitocondriale si degrada meno facilmente, come dicevamo, di quello nucleare. Qui sembra essere accaduto il contrario, scientificamente non sta in piedi. Terza anomalia, non esistono campioni di DNA nucleare insieme a quelli di Chiara e dello sconosciuto. Come possono essersi degradati se non si è degradato quello dell'indagato? Perché, attenzione, questo è un altro punto importante, non solo noi non abbiamo il DNA mitocondriale dell'indagato, dell'arrestato, del carcerato, ma non esistono campioni di DNA nucleare di Chiara e dello sconosciuto. Come possono essersi degradati se non si è degradato quello dell'indagato? Quarta anomalia, non è possibile separare il DNA mitocondriale da quello cellulare se non in laboratorio. Cosa si può fare oggi? Poco o nulla dal punto di vista delle analisi concrete, perché è stato detto che non c'è più materiale biologico analizzabile. Altre anomalie dell'indagine, ma poi ci torneremo a parte specificamente su questa questione. Sul corpo e sui vestiti della vittima sono stati trovati diversi campioni piliferi, cioè capelli. Durante l'indagine è stato fatto un test genetico di massa su un certo numero di persone. Su questi reperti piliferi è stato analizzato il DNA mitocondriale. Nessuno di questi presenta un codice genetico compatibile con quello di Bossetti. Una formazione pilifera presenta 10 possibili corrispondenze, una formazione pilifera, un cappello fra quelli ritrovati, presenta 10 possibili corrispondenze con quelle di altrettanti soggetti identificati e testati nel test genetico di massa. Un'altra formazione pilifera trovata su Chiara ha una corrispondenza con quella di un soggetto, di cui non è stato fornito il nome, presente nel test genetico di massa. Poi ci sono due capelli che hanno una corrispondenza quasi totale con quella di un soggetto presente nei test genetici di massa, cioè ci sono tracce di diverse persone. Sono le altre anomalie dell'indagine, sulle quali però poi torneremo, ripeto, a parte, perché questo merita una trattazione assolutamente a sé. Nel corso dei prossimi giorni, magari la prossima settimana, ci ritorniamo, perché la notizia vera e propria è stata cancellata completamente e non valutata, credo, nella sua importanza pressoché da nessuno.
quello di Dolci. Un giorno gli spararono. Danilo si salvò, ricorda Giuseppe Casarrubea, grazie al fatto che Franco Alasia lo spinse via, portandolo fuori dalla traiettoria del proiettile. I giudici, però, fino in Cassazione, condannarono Danilo Dolci. Ma questo riguarda la coscienza dei giudici di allora, argomenta Giuseppe Casarrubea in questa intervista al Fatto Quotidiano, che è l'unica testimonianza di oggi, della stampa di oggi, di tutti i giornali, che non sia la melassa che abbiamo letto stamattina. In ogni caso, la sentenza di condanna nei confronti di Danilo Dolci, che mise insieme questo dossier su Mattarella, riguarda la coscienza dei giudici di allora, perché di materiale Dolci ne fornì parecchio, nero su bianco, 5 anni di lavoro. Allora, anni 60 del secolo scorso, la parola mafia nei tribunali ancora non aveva diritto di accesso. Non tutto quello che è nelle sentenze dei tribunali è espressione della verità. Anzi, spesso è il contrario, dice Casarrubea, perché i tribunali sono espressioni dei momenti della vita di un popolo, ma sono al di sotto del giudizio storico. Danilo Dolci, voleva capire come funzionava il sistema delle clientele politico-mafiose e quali erano le ragioni dello strapotere della democrazia cristiana. Dolci era un sociologo, non un carabiniere o un poliziotto. In quegli anni non c'era molta divaricazione tra le norme sociali e le norme criminali, coincidevano quasi. Da studioso che ha approfondito il dopoguerra in Sicilia e la nascita dell'autonomismo, anche avendo accesso a documenti riservati statunitensi, Casarrubea cerca poi di dire chi era Bernardo Mattarella e che ruolo svolse nel passaggio di alcuni settori, dapprima legati al separatismo siciliano e alla stessa mafia, dentro l'alveo della democrazia cristiana. Ebbene, Mattarella, dice in questa intervista oggi al Fatto Quotidiano lo storico siciliano Giuseppe Casarrubea, Mattarella era un grande personaggio della democrazia cristiana. Nel 1944, mentre la Sicilia era allo sbando, con uomini come Restivo, Scelba, Don Luigi Sturzo esiliato negli Stati Uniti, Mattarella pensò di rimettere su il Partito Popolare e di dar vita a un'Italia democratica fondata sul sistema dei partiti. Fu un repubblicano, lottò contro i monarchici, contro i separatisti. Questi i meriti. Per quanto riguarda i limiti e i demeriti del presidente, il papà del Presidente della Repubblica, mettiamola così, dice Casarrubea. Il demerito fu quello di essere cresciuto in un contesto nel quale la distinzione tra sistema criminale mafioso e sistema sociale non era netta. Era la mafia che dettava legge sui comportamenti sociali. Che poi Bernardo Mattarella si sia imbattuto in certi personaggi è cosa del tutto naturale. L'ambiente induceva ad avere relazioni anche di tipo familistico con persone equivoche. Non significa che Mattarella fosse compromesso. Nessuna prova indica che sia stato compromesso. Pisciotta, Gaspare, lo accusò di essere uno dei mandanti della strage di Portella assieme a Cusumano Geloso, Leone Marchesano, il principe Alliata. Ma questi erano dei monarchici che facevano parte di una scuola politica diversa da quella di Mattarella. Erano due campi diversi. La morte di Piersanti Mattarella, conclude lo storico, segna lo spartiacque tra una Sicilia ancora feudale nella gestione dei rapporti di potere e la Sicilia più moderna degli anni successivi. Penso a Falcone e Borsellino, al risveglio della magistratura e della società. Il presidente Mattarella, conclude Casarrubea, faccia un gesto di magnanimità per riabilitare in sostanza Danilo Dolci. Sarebbe un atto di lungimiranza politica. Se ciò non avverrà, rimarranno queste due posizioni storicamente ancora da spiegare e la storia non si scrive nelle aule di tribunale. Insomma, così un po' di riffa e di raffe, tanto per chiudere con un po' di fumo l'intera questione.
Drums, al pianoforte Pnina Salzman, pianista israeliana. Intanto, tornando a Mattarella, in queste ore si sta parlando, al di là delle affermazioni generali, forse generiche, al di là delle favole, mi verrebbe da dire, raccontate in Parlamento, le solite dichiarazioni messe in fila come un bel libro stampato, tutte una in fila all'altra e largamente applaudite dall'ignobile Parlamento. Ignobile perché un minimo di facoltà critica. Parlamento si intende da sempre, da quando è nato, il luogo dove c'è la discussione, non l'applauso ogni 20 secondi, una cosa incredibile. Comunque ognuno poi la vede come vuole. Sono tutti aderenti perfettamente allo spirito di Mattarella, dunque è giusto che applaudano, non c'è nessunissima contraddizione. Al di là di questo però e delle affermazioni del tutto generiche, perché come si fa a dire di essere contrari alla lotta alla mafia? Come si fa a dire il contrario della promozione della parità, dell'uguaglianza, del bene comune? Cioè, siamo un po' terra a terra, diciamo così. Forse non si poteva aspettare nient'altro da un discorso di insediamento di un Presidente della Repubblica, che non una esposizione, ma siccome i tempi non sono proprio ordinari, normali, magari uno che fa politica e che la fa da tanti anni potrebbe avere quel guizzo in più, potrebbe dire qualcosa in più, potrebbe far capire di voler operare in una certa direzione. Fossero tempi normali, tranquilli, benissimo, ci sta anche la solita predica più o meno laica si fa molto per dire, ma comunque la solita predica del Presidente in Parlamento, che sia incaricato, nuovo, vecchio, eccetera, ci sta tutto. In tempi non normali magari uno si aspetta qualcosa di un pochino più ficcante, di un pochino più determinante, non che si risolva a parole nulla, però almeno la manifestazione di un intento, voglio andare in questa direzione, mi faccio carico di una situazione complicata, complessa, per usare un eufemismo, pessima, e cerco di mandare dei messaggi ben precisi. No, una esposizione generica di cose che potrebbero essere state dette 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, perfino nel Regno d'Italia, non nella Repubblica Italiana. Benissimo, tutti a battere le mani ogni 15-20 secondi, ed è il tutto restituisce un quadro che francamente dopo 2 giorni di ironia e di scherzo, al terzo giorno personalmente mi lascia di una depressione totale, però adesso non esuliamo dai fatti. I fatti sono anche che in queste ore si vanno distribuendo le poltrone, perché poi al di là dei nobili principi o dei discorsi genericissimi, si distribuiscono anche posizioni di potere e poltrone molto ben remunerate, peraltro quelle del Quirinale, tant'è vero che il Quirinale ci costa 40 volte più della presidenza della Repubblica Federale Tedesca, e non pare che la Germania sia proprio un paese del terzo mondo, E le funzioni attribuite nei due paesi, salvo il fatto che un paese è federale e l'altro no, e non lo sarà mai, perché l'andazzo dell'ultimo anno e mezzo, 2, è più che chiaro, l'Italia non sarà mai un paese federale, anzi, se dobbiamo fare una riforma aboliamo le regioni, lo pensano in molti. Beh, salvo questo, il Presidente della Repubblica Federale Tedesca e quello della Repubblica non federale e mai lo sarà italiana hanno compiti più o meno analoghi, fatte le debite proporzioni, e fatto salvo il fatto che il Presidente della Repubblica Tedesca non è protetto dal reato di oltraggio al Presidente, per il quale è stato condannato Storace, tanto per fare un esempio. Comunque, fatte salve queste marginali differenze, marginalissime, i due presidenti sono comparabili quanto a funzioni, solo che il Quirinale ci costa 40 volte in più della presidenza della Repubblica Federale Tedesca, ed è pieno di poltroncine molto più interessanti di quanto non sia in Germania, perché in Germania sono 150 i collaboratori del Presidente, da noi sono 1.500, 1.600, quanti sono? 1.300, 1.400, siamo lì, insomma, in quella cifra lì. All'interno di queste 1.400 poi ci sono poltrone decisamente interessanti, e queste sono le ore in cui si sta decidendo chi accompagnerà Mattarella nel suo settennato. Si tratta di nomine, come si dice, fiduciarie, cioè nomine fatte dal Presidente medesimo. Verranno decise da qui in avanti, nei prossimi giorni o qualche settimana, e sono nomine corroborate da generosissimi stipendi elargiti dal Quirinale. È una carica che avviene nel silenzio, quella alle poltrone quirinalizie, perché tutti fanno finta di occuparsi d'altro, come ha scritto giustamente Marco Palombi domenica scorsa sul Fatto Quotidiano. La poltrona più ambita, sicuramente,
è quella di segretario generale della Presidenza della Repubblica, da Gifuni a Donato Marra con Napolitano, Gifuni con i presidenti precedenti. È una poltrona ambitissima, è quella del viceré sostanzialmente. La corsa per questa ambitissima poltrona di segretario generale del Quirinale sembra essere ridotta a 3 persone. Un nome che circola è quello di Ugo Zampetti, fino a qualche settimana fa segretario generale, ma alla Camera dei Deputati, carica che ricopriva fin dalla lontana presidenza di Luciano Violante, carica da oltre una mezza milionata di euro all'anno. Sono amici i genitori dei due, Ugo Zampetti e Mattarella, giusto appunto. Amici i genitori, amici anche loro medesimi, Sergio Mattarella e Ugo Zampetti, soliti fino a qualche tempo fa frequentare insieme la messa, non può mancare, la messa domenicale a Sant'Andrea delle Fratte a Roma, una messa che è facile frequentare perché la chiesa è vicina all'attuale sede del Partito Democratico, nota come Nazareno, ma in corsa per la segreteria generale del Quirinale ci sono anche 2 altre personalità i cui nomi sono tradizionalmente più vicini a quello di Mattarella. Si tratta di Sandro Paino, 66 anni, palermitano anche lui, oggi presidente di sezione del Consiglio di Stato, cioè magistrato amministrativo, un decennio, gli anni '80, come capo di gabinetto in vari ministeri e a quello dell'istruzione anche con Mattarella. E il terzo nome in corsa per la segreteria generale del Quirinale è quello di Giuseppe, detto Peppe, Busia. È piuttosto giovane costui, classe 1969, attualmente fa il segretario generale del Garante della Privacy. Il Garante della Privacy è Antonello Soro, un altro democristiano margherito del Partito Democratico. Peraltro Giuseppe Peppe Busia fu già tra i garanti delle primarie democratiche del 2007 quando vinse Walter Veltroni. Altra figura importante nel Quirinal story, diciamo così, nello schema di poltrone quirinalizie, altra figura importante è quella del portavoce del presidente. I nomi in corsa sembrerebbero sostanzialmente 2. Il favorito è Gianfranco Astori, classe 1948, deputato democristiano per 3 legislature, sottosegretario ai beni culturali nei governi De Mita, Goria e Andreotti. Ma voi vi immaginate 10 anni fa, nel 2015, saremmo stati qua a raccontare e ancora a parlare di questi nomi qui? Chiusa la parentesi, c'ha ragione Crozza, è come il rotolone Regina, la democrazia cristiana, non finisce mai. Ad ogni modo, per il ruolo di portavoce del presidente Mattarella sono in corsa Astori, come dicevamo, deputato democristiano per 3 legislature, sottosegretario ai beni culturali nei governi De Mita, Goria e Andreotti, già consigliere dello stesso Mattarella quando Mattarella fu ministro della difesa, ex direttore dell'agenzia di stampa cattolica ASCA. L'altro nome, come possibile portavoce, è quello di Giovanni Grasso, giornalista del quotidiano dei Vescovi, Avvenire, vicino alla sinistra democristiana, già portavoce del ministro Andrea Riccardi, ministro nel governo Monti, fondatore della comunità di Sant'Egidio. L'anno scorso Grasso ha dato alle stampe il libro intitolato Piersanti Mattarella da solo contro la mafia, e la democrazia cristiana non c'entrava naturalmente nulla. Ad ogni modo, Grasso ha un altro attu, diciamo così, aver pubblicato il libro Piersanti Mattarella da solo contro la mafia. Poi naturalmente ci sono altri Mattarelli, come li ha definiti Marco Palombi, che sperano di avere una nomina e che attualmente stanno in Parlamento. Alla Camera c'è per esempio Francesco Saverio Garofani, 52enne franceschiniano, nel senso di Franceschini, l'attuale, se c'è ancora, ministro dei beni culturali, che fu il giovane direttore designato da Gerardo Bianco e proprio da Sergio Mattarella, all'epoca capi del Partito Popolare Italiano, per rifondare il quotidiano democristiano Il Popolo, dopo averlo sottratto a Rocco Buttiglione, che con il suo CDU aveva scelto di traslocare dalle parti di Berlusconi. Tutta la corrente che fa capo al ministro dei beni culturali, Franceschini, si sente legittimata a sperare con la ascesa di Mattarella al Quirinale. Fuori dal Parlamento c'è Roberto Di Giovan Paolo,
che come il capo bastone bazzica la sinistra democristiana dalla metà degli anni '80, da quando cioè Ciriaco De Mita si inventò quella che chiamò la quinta generazione democristiana. Spera in qualche ruolo legato alla presenza al Quirinale di Mattarella anche Nino Rizzo Nerbo, ex componente del consiglio di amministrazione della RAI, un altro dei mattarelliani, da tempi non sospetti, come pure legittimamente la generazione di cronisti allevati da Mattarella al quotidiano Il Popolo. Tra l'altro Mattarella fu anche direttore del quotidiano della DC Il Popolo. Un nome su tutti, quello di Tiziana Ragni, che attualmente lavora a Palazzo Chigi, alla Presidenza del Consiglio, all'ufficio comunicazione. Ma ci sono anche Daniele Cabras, figlio dell'ex deputato della sinistra democristiana Paolo Cabras, oggi direttore del neonato Ufficio parlamentare di bilancio, che fu consigliere al Ministero della Difesa con Mattarella, e Simone Guerrini, manager attualmente in Selex, gruppo Finmeccanica, già capo dei Giovani Democristiani e anche lui collaboratore di Mattarella a Palazzo Chigi e al Ministero della Difesa. Spera in una chiamata al legislativo, all'ufficio legislativo del Quirinale, Roberto Traversa, funzionario del gruppo del PD alla Camera, che lavorò con Mattarella quando era capogruppo del PPI. Un discorso a parte meriterebbero i generali desiderosi di assumere un ruolo ambitissimo al Quirinale di consigliere militare, perché il Presidente della Repubblica è anche il capo delle Forze Armate e del Consiglio Supremo di Difesa. In prima fila ci sono l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, già ministro nel governo Monti, capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale fu capo di gabinetto di Mattarella e poi nei governi D'Alema e Amato. Altro nome caldo è quello di Rolando Mosca Moschini, già al Quirinale con il presidente Napolitano e che proprio Mattarella nominò capo di Stato Maggiore della Difesa.